Dunque, la Veneto Film Commission oggi qui nella sezione di Treviso, quanto è importante valorizzare il territorio, anche il patrimonio Dolomiti, Treviso e Venezia attraverso la cinematografia? Beh, è fondamentale. Noi stiamo proprio lavorando con la Fondazione Veneto Film Commission per valorizzare il territorio, quindi Dolomiti, le colline del Prosecco, anche i territori meno conosciuti, no? Perché di solito si parla solo di Venezia, di Treviso, di Padova, di Verona, poi c'è tutto il resto e quindi il delta del Po, insomma il Polesine, ce n'è per tutti i gusti, quindi è fondamentale quel lavoro che hanno fatto a Treviso, è stato fondamentale in questi ultimi anni, lo sarà anche nei prossimi, l'importante è fare squadra e riuscire ad ottenere i risultati che mettano in risalto questa regione. Io credo che tutto contribuisca a valorizzare la storia, il patrimonio, la cultura, la popolazione di quest'area del nord-est, il Veneto, quindi credo alle grandi produzioni, ma le produzioni locali, la documentaristica, l'audiovisivo, insomma tutto quello che può essere utile a rappresentare il Veneto, a metterlo in risalto, ripeto, non soltanto in quelle location molto note, molto frequentate, è importantissimo. Quindi non so se sia più una fotografia del territorio piuttosto che un racconto. L'importante è che le produzioni arrivino, possano lavorare nella migliore condizione possibile e noi siamo qui per questo, insomma, almeno come Veneto Film Commission di questo vogliamo occuparci. Presidente Pozza, come può la cinematografia dare una mano in questo momento difficile? Ma se come Camera di Commercio sosteniamo la Film Commission, lo facciamo proprio perché il cinema sicuramente sostiene molto il territorio. Dove vengono fatte le produzioni nei territori c'è un ritorno di turismo molto importante, una conoscenza delle realtà, quindi anche delle botteghe artigiane, delle locande tipiche che porta gente, e questo vuol dire portare denaro, vuol dire portare sviluppo, ed è quello che noi dobbiamo fare. In questo campo abbiamo visto con queste due produzioni che verranno proiettate oggi, la provincia di Treviso si è mostrata aperta a raccontare il territorio. Beh, è una provincia che ha molto da offrire, non è solo una provincia industriale, manifatturiera, è una provincia che ha un patrimonio UNESCO di livello molto alto, non solo le colline, le nostre ville ne abbiamo due in provincia di Treviso, molto importante, tantissime bellissime ville venete, e un paesaggio come questo chi è che ce l'ha? Due produzioni che hanno raggiunto un buon successo al Terre di Siena, qual è l'emozione? La soddisfazione più grande è che riusciamo a comunicare quelli che siamo, quello che dobbiamo e quello che abbiamo a un pubblico direttamente, al di là delle fiere dove troviamo il tour operator, ma direttamente al nostro pubblico, al nostro cliente, ed è quello che viene a trovarci e viene poi a ridarci quella soddisfazione che gli abbiamo regalato. Spesso il racconto del territorio in altre parti del mondo si muove attraverso luoghi comuni, qui invece andiamo proprio a raccontare il dettaglio. È indispensabile, bisogna vendere le emozioni, e le emozioni fanno parte delle piccole cose, quelle piccole cose che ti entrano dentro e ti fanno tornare. Cosa significa ospitare qui una serata così improntata alla valorizzazione del territorio? Beh, devo dire che innanzitutto fa grandissimo piacere. Per due motivi: uno, perché siete qua con noi questa sera, e poi perché una delle proiezioni di questa sera noi abbiamo partecipato anche come azienda, perché uno dei filmati che viene proposti è proprio un cortometraggio che riguarda proprio il territorio, e sono stati proprio qua, per cui è un modo per valorizzare il territorio, un momento un po' difficile, però importante continuare su quello che è una promozione, anche se in questo momento diciamo che turisti ce ne sono pochi. Dunque Elena, allora è il tuo primo film, ma hai già avuto successo. Qual è l'emozione?
In effetti non me l'aspettavo e quando siamo stati chiamati ho detto va bene, ci chiamano perché vogliono parlare di qualcosa, però non mi aspettavo fino all'ultimo momento che sarà il premio, e quando l'abbiamo ricevuto io veramente mi sentivo un po' strana, non riuscivo a capire niente, e quando sono scesa giù e la gente ha cominciato a farmi auguri, a questo punto mi è arrivata proprio nella testa l'idea, ecco il nostro premio, ero molto felice. E in effetti si scopre la felicità sempre di più nel percorso del tempo passato, e anche un discorso di responsabilità. Torni dopo la Mostra del Cinema di Venezia, dopo Siena, ci sono delle altre prospettive però? Sì, in effetti tantissimi progetti, tantissime prospettive. Adesso stiamo pensando dei festival dove vogliamo partecipare, abbiamo diverse opzioni e opportunità, non solo in Italia, in Europa, ma anche andando diciamo abbastanza lontano. Ci sono dei festival che credo saremmo considerati anche lì sia in America che in Russia, e ci sono dei festival importanti anche in Asia. Quindi il film sarà tradotto? Allora, intanto il film, essendo fatto in italiano, ce l'ha i sottotitoli in inglese, e vediamo se sarà sufficiente per i festival dove vogliamo partecipare. Lasciamo così come sta, perché è importante la voce di protagonista, cioè la mia voce, che comunque esprime anche in intonazione il sentimento che provo. Secondo me, secondo il nostro punto di vista, è meglio lasciarlo ovvio come sta adesso.